Ecco qua che si attiva il cerimoniale. Un rallentato. Questa volta si sale direttamente sul palco, Allora andiamo sul palco con le juniores e andiamo a premiare al primo posto per l'Atletica Prato Costanza Del Bravo. Eccola là, premiata da Antonio Gasparro, presidente nazionale della Lega Atletica WISP. Al secondo posto Atletica Prato, Cadigia e Laufi. Al terzo posto per l'Atletica Pistoia, Beatrice Bernardi. Ecco le foto, 3 premiate di questa categoria junior. Andiamo a chiamare subito, rimaniamo con le foto veloci, poi andiamo con ancora Gasparro, lo teniamo ancora sul podio, con la A20, Atletica Livorno, primo posto, Federica Guerrazzi. Al secondo posto, e tanto il cerimoniale è un po' in ritardo, oggi mi raccomando, siamo già sul podio. 1066 scorrere, 1349 Eccolo qua, il cerimoniale, Guerrazzi. Al secondo posto per l'Atletica Settimese di Torino, Federica Fotia. Federica Fotia, allora ritira il premio una compagna di squadra. Mi raccomando, le premiazioni, attenzione ad essere presenti in zona perché altrimenti siamo senza. Poi al terzo posto Francesca Bronzone della Cogoleto di Genova. Poi chiamiamo per le prossime Chiara Giacchi, Alexia Pantieri, Suellen Roccati. Premiazione della P25. Questo è intanto il podio, eccola qua, credo anche la seconda che va su. Non il tuo, quell'altro. Sì. Quello sottilino. Eccola qua, allora l'applauso per loro. Allora dobbiamo esserci, ci siamo con la B25 Seniores. Per l'Atletica San Gimignano, Chiara Giacchi. Prima. Sta registrando? Eccola là. C'è il tirato bianco. Ho visto.
posto per la Lughesina di Ravenna, Alexia Banchieri. E al terzo posto per la Salbus di Ferrara, Suellen Roccati. Intanto si preparino Marchetti, Conzi, Sciabolacci, prossima premiazione, la gara della C30. Intanto allieve possono portarsi in zona partenza. Ecco le foto col presidente Gasparro, con le nostre Paola e Ramona. Le nostre sì, quello che corrono per noi. Con la Marica, se alleniamo insieme, ci riscaldiamo insieme, può fare volendo. No. Ed ora andiamo ancora con Gasparro con la premiazione della C30. Primo posto per il Kral Monte dei Paschi di Siena, Daniela Marchetti, vincitrice nell'anno scorso anche. E al terzo posto per la Silvano Fedi, Elena Sciabolacci. E poi chiameremo Fornelli, Fiaschi Laura, Spano per la prossima premiazione. Maria Laura Fornelli, primo posto, campionessa italiana WISP, ovviamente anche lei. Maria Laura Fornelli. Allora, Maria Laura Fornelli a TP Torino. E poi chiamiamo per l'Atletica Signa Laura Fiaschi, che c'è presente. Al terzo posto Atletica La Certosa Torino, Claudia Spano. E allora questa premiazione evidentemente l'abbiamo fatta così per questa volta, però ragazzi intanto io abbiamo le altre, le prossime, che comunque già vedo, Cercanti, Vini Prato e Rosa Alfieri, e poi ancora ripeto Elena Riva, Paola Pignanelli, Rosa Mazzini, Antonella Sassi, Monica Casadio, Silvana De Pasquale per le prossime premiazioni, poi Germana Babini, Nicoletta Pisori, Valeria Rossi, e ancora Moscadelli, Donatella Moscadelli, Maria Bonaria Pigno e Rossana Santielli. Allora andiamo con la premiazione E40. Al secondo posto con il violino Francesca Vini Prato. Ed ecco le foto anche per loro. E allora andiamo, tra poco vedremo la partenza degli allievi e delle allieve. Noi intanto andiamo a preparare la prossima premiazione, Antonella Sassi, Monica Casadio, Silvana De Pasquale. Allora aspettate, Antonella, ti chiamiamo noi. Andiamo ad osservare questa partenza degli allievi, poi intanto io vi do le prossime premiazioni: Germania Babini, Nicoletta Pisori, Valeria Rossi, Donatella Moscadelli, Maria Bonaria più Rossana Santielli, e poi abbiamo finito con le donne. Allora, osserviamo la premiazione, la partenza degli allievi e poi andremo con queste altre 3 premiazioni. Allora, vediamo un po' a che punto siamo con questa partenza.